Agata, per sfuggire alle catture, rimase nascosta lontano dalla città di Catania, ma il suo esilio durò poco. Venne trovata, catturata e portata al cospetto di Quinziano, il quale rimase attratto da tanta bellezza. Vani furono i tentativi di seduzione e per fare in modo che Agata rinunciasse ai voti e cedesse alle sue lusinghe, la affidò ad una cortigiana di nome Afrodisia, donna dissoluta, dedita al vizio e alla corruzione, la quale con l'aiuto delle sue 9 figlie tentò invano di farle rinnegare la fede in Cristo. Vedi? Abbiamo fatto tutto questo in tuo onore, perché in te possa accendersi la passione per la vita, per la mondanità. Gioielli, tessuti d'oro, uomini toscavi di ogni età saranno al tuo volere. Canti, fascino di lusso e vanità, non il tuo cristianesimo, la tua religione. Se non accetterai tutto questo, vorrà dire che torture e strazi ti saranno più graditi. Se fossi in te, non esiterei ad accettare. Guardami, non vedi che gioia mi dà tutto questo? Sono legata a Cristo. Le vostre minacce sono come fiume in piena, le vostre insinuazioni come vento. E per quanto imperversino contro le fondamenta della mia casa, essa non potrà mai cadere, perché è fondata su una roccia ben solida.